E cominciamo le audizioni, visto che siamo abbastanza avanti con l'orario, invitando sul palco la prima proposta di stasera. Si tratta di un gruppo, Ulula e La Foresta. In bocca al lupo e benvenuti. A quanto pare stasera è la serata delle cose che non vanno. Buonasera intanto Ulula, loro sono La Foresta. Vado a vedere se l'amplificatore è acceso perché doveva essere acceso invece non lo è. Grazie. Ce l'abbiamo fatta. Pierino. Non è nato in ospedale, è nato sotto un ponte che non era neanche il suo. Era di qualcuno più potente, di una madre a cui non importava niente. Pierino ha sempre fretta e poco tempo, deve contare fino a 10, vorrebbe farlo fino a 100. Pierino è stufo di contare poco, arrivare ultimo ed è sempre tutto un gioco. Pierino beve tanto ma non vomita, si tiene tutto dentro e quando ha tempo poi lo srotola. Pierino sono stato anche io, Pierino forse lo sei stato un po' anche tu. Ricordi presto quel momento quando sei caduto giù, a ridere erano gli altri, a piangere eri tu. Se la vede sempre con quello più grosso, Pierino è stanco di inciampare ad ogni passo, è stanco di essere sempre una barzelletta, di aspettare tutti, non c'è nessuno che lo aspetta. Il suo problema non è affatto la maestra, o
ora il casino che ha rubato tutta la sua testa, per il casino che ti prende dentro casa, che ti insegue per le scale e poi arriva fino in strada. Pierino non è più capace di dormire, è colpa di quel gran casino e continua a ritornare. Pierino, sono stato anche io. Pierino, forse lo sei stato un po' anche tu. Ricordi presto quel momento quando sei caduto giù. A ridere erano gli altri, a piangere eri tu. Pierino, sono stato anche io. Pierino, forse lo sei stato un po' anche tu. Ricordi presto quel momento quando sei caduto giù. A ridere erano gli altri, a piangere eri tu. Pierino, sono stato anche io. Pierino, forse lo sei stato un po' anche tu. Ricordi presto quel momento quando sei caduto giù. A ridere erano gli altri, a piangere eri tu. Pierino ha solo bisogno di dormire e sognare, sognare, sognare. Così una notte dove c'era tutto tranne la paura, un po' più in alto allacciò la sua cintura. Grazie mille, questo era Pierino, la prossima canzone invece si chiama Un uomo e una donna e facciamo due chiacchiere, mi va di spiegarvi qualcosa, di raccontarvi prima di cantare, dato che c'è poco tempo e non ci possiamo conoscere bene, magari un minutino in più ci portiamo dentro qualcosa. E questa canzone si chiama Un uomo e una donna e l'ho scritta pensando ai miei genitori, guardando i miei genitori, insomma, come si muovevano, cosa facevano, eccetera, eccetera. E la domanda che mi sono sempre fatto è perché, cioè come fanno due persone a stare insieme per una vita, e cioè com'è possibile che questo amore resista così fino in fondo? E osservandoli ho capito che alla fine l'amore è un po' come un'azienda, come una società, ci sono i due capi che sono il papà e la mamma, ci sono i dipendenti che sono i figli, eccetera, eccetera. E ho capito che questo amore poi non rimane tra una persona e l'altra, ma deve essere in qualche modo diffuso, allora ha modo di resistere, è come se si stufasse di restare nel loro corpo, nelle loro teste, e avesse bisogno di spazi nuovi. Questi spazi nuovi sono una casa, dei figli, insomma bisogna trovare il modo di tenerselo, di mantenerlo vivo. E quindi insomma ho ipotizzato che alla fine l'amore è proprio come un lavoro, quindi ci si deve alzare la mattina e bisogna un po' crederci, non è solo una cosa che arriva così dal cuore. Un uomo e una donna.
di ogni cosa, non lascia mai il tempo che trova, lo prende e lo consuma e di nascosto se lo ruba. Fu così e si presero per mano, dicevano andremo lontano. E seduti ad una tavola che tutto era tranne che tonda, per parlare uno alla volta, prima facevano la conta e poi misero 3 figli in una casa costruita col lavoro di una vita. Possono 2 anime diventare una sola, ma poi dov'è quest'anima nel culo, nella gola? E basteranno 4 muri per proteggere una storia. Si scioglierà come la neve quando il sole non riposa. Un uomo e una donna, qual è il segreto, qual è il mistero? Fosse un anello d'oro, un bianco velo, lui vestito elegante di nero. Un uomo e una donna, qual è il segreto, qual è il mistero? Fosse un anello d'oro, un bianco velo, lui vestito elegante di nero. Il letto in quella casa diventò sempre più stretto e troppi erano i sogni che fuggivano dal tetto. E fu così che lei tolse la sua mano, se ne andassi ma senza fare piano. Non si può far solo l'amore, lo fanno anche i pesci, lo fanno di sera, col cielo anche i tetti. E fu così e senza prendersi per mano, solo un complice sguardo da lontano. Cos'è che davvero fa rumore? L'aprirsi di una porta o il chiudersi di un cuore? E se il prezzo da pagare per vivere e morire, l'unico sconto a noi concesso è che possiamo amare. Un uomo e una donna, qual è il segreto, qual è il mistero? Fosse un anello d'oro, un bianco velo, lui vestito elegante di nero. Un uomo e una donna, qual è il segreto, qual è il mistero? Fosse un anello d'oro, un bianco velo, lui vestito elegante di nero. Ma l'amore, l'amore, l'amore è un lavoro vero. Ma l'amore, l'amore, l'amore è un lavoro vero. Grazie. Siamo giunti all'ultimo pezzo, ve lo spiego anche questo velocissimamente, ma così ci salutiamo. Il prossimo pezzo si chiama La Cerba e la cerba è la vita. Questo termine è già stato utilizzato 2 volte in passato, fu prima un poemetto di Cecco d'Ascoli e poi fu una famosa rivista del Novecento che esaltava il genio, la follia, la sregolatezza e via dicendo, insomma. E per la mia idea, insomma, rispetto a questa cosa è che acerbo fosse un aggettivo abbastanza utile per definire la vita. Mi sembrava più che altro una costante abbastanza adatta, in quanto la vita nella sua lunghezza, ed è quello che vi auguriamo a tutti, per lo più rimane acerba. Poi insomma sta a noi, al fatto, a un credo, alla religione, ognuno è libero di pensarla come vuole, insomma, di farlo marcire questo frutto, di farlo diventare dolce e via dicendo. Poi c'è insomma anche a chi piace acerbo, e quindi il nostro augurio è quello di una buona vita. Speriamo di rivederci ancora, raccontarvi magari altre storie, che insomma, se sarà così o non sarà così, noi vi auguriamo una buona vita. La Cerba.
si canta al modo delle rane, qui non si buttano come se fosse pane, qui si può ridere di niente o poco più. Dio vede e provvede, sì, puoi farlo anche tu. Qui si può parlare di giovani e puttane, qui si può dire quello che ci pare, di soldi e di fortuna o di chi ce l'ha messa e basta, di quello che al mattino ti dice la tua testa. La cerba è prossima, è pronta come è bella, io poi ti bacio e tu mi fai la guerra. Parli e riparli, sì, ma non mi dici niente, e io intanto qui per terra ormai sto con tanta gente. Non si indica la strada, la sappiamo, qui non si giudica, quel che vedi è cielo e mare. Sì, si lavora, ma per l'umanità non è una promessa, la vita è questa qua. Qui poi si vede chi è forte ce la fa, chi a pezzi dipinge su una tela la realtà, chi poi si inchina per passione o chi si pente, chi vende la sua terra per tutto poco e niente. La cerba sognata in notti a gambe aperte, il cielo è troppo grande, le parole troppo strette, magliettine aperte, profumo di lampone. Questa notte è con te, ma chissà quante altre storie. Qui è un po' lontano, ma si vede il mare. Se lo guardi troppo, rischi di annegare. Il vento è così forte, sai, che un attimo va a volare. E poi la tristezza piano piano va a scompare. La Foresta, Simone Carradori, Massimiliano Agostini, Filippo Chiarini, Andrea Mandelli, io sono Ulula. Grazie a tutti davvero, grazie allo staff, grazie a voi, grazie a Giacomo Mandelli, il nostro fonico che ci segue sempre, indipendentemente da tutto. Speriamo di rivederci ancora, se altrimenti insomma buona vita. Ciao a tutti.
Sì, ecco, vi ho salutato, in realtà sono ancora qui. Buonasera. Ciao, mi senti? Sì, benissimo. Sono qui. Allora Lorenzo, tu dici dell'unione al CPM di band più cantautore. Come funziona tutto questo? Cioè poi di fatto lavorate insieme sui pezzi o sono pezzi tuoi e poi li dai in pasto alla band, ma fondamentalmente è farina del tuo sacco? Diciamo che io compongo un libro in bianco e nero, poi lo consegno a loro e loro me lo restituiscono colorato. E questa cosa qui mi aiuta, cioè il fatto, io ho sempre scritto da solo e il progetto insomma è partito tempo fa come Ulula. Siccome sono un fan della democrazia, quella vera, ho deciso di autolimitarmi proprio come uomo e di trovare un modo per circoscrivere e tenere fermo il mio ego. E loro sono lo strumento per fare tutto questo. E in più, perché insomma, lo si sa, tutti gli artisti, cioè, si trova sempre un nome singolo, poi dietro c'è un lavoro incredibile, c'è un sacco di gente, i musicisti, i manager, lo staff, i produttori, i fonici e via dicendo. Quindi mi sembrava un po' scorretto e poco democratico, ecco, tenere questo nome da solo. Io scrivo il testo e parte delle melodie, insomma la canzone di fatto sta in piedi da sola. Io provo, da grande vorrei fare il cantautore, è una parola molto grossa, però insomma loro ci mettono poi tutto quello che avete sentito e insomma danno molto colore a quello che io faccio, che tendenzialmente è abbastanza in bianco e nero. CPM vuol dire Centro Professionale Musica, ormai ha 30 anni, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione finalmente, ma si sente che siete educati al fare musica, ma poi c'è l'occasione vera di suonare come gruppo dal vivo? Urla, sì, devo dire che come tutte le cose, cioè spesso, ma questa è proprio una cosa tipica, secondo me bisogna stare sempre un po' attenti. Il fatto che ogni volta che lei intende se la scuola dà questa possibilità. No, intendo se proprio si suona. Sì, noi abbiamo fatto un sacco di date, abbiamo messo su questa specie di circo con le nostre macchine, con i nostri soldi, con il nostro fonico, con loro. Quest'anno passato abbiamo fatto, quante date in tutto l'anno? 30, quasi una trentina di date in tutte città diverse dell'Italia. Ci siamo completamente arrangiati su tutto, non abbiamo né un booking né insomma, nessun aggancio, abbiamo fatto da noi. Io ho messo queste canzoni, cioè non faccio altro che viverle e farle, poi loro vanno dove devono andare senza che io faccia nulla, perché poi comunque insomma, se una cosa deve andare va, se no insomma, puoi provarle tutte ma non funziona, insomma una cosa ha una sua natura e se deve essere sarà, se no pazienza. Grazie. Prego. Ciao Lorenzo, io vorrei soffermarmi sull'aspetto interpretativo perché appunto l'atteggiamento tuo interpretativo mi ha colpito particolarmente, questa interpretazione così particolarmente intensa dove a tratti sembra quasi che canti, come si suol dire, a squarciagola, no? Vorrei sapere in questo atteggiamento quanto vale la componente liberatoria e quanto invece corrisponde a una precisa scelta stilistica. No, io, cioè, quello che faccio, questo è un pregio, un difetto allo stesso tempo purtroppo, e me ne rendo conto, è quasi sempre istinto, insomma, quindi magari ci riascoltiamo, magari domani ci ritroviamo, io rifaccio queste canzoni e troverete altre cose in quello che ho fatto. Poi è chiaro che, insomma, si cerca sempre di mantenere, insomma, abbiamo dei paletti, loro sono anche lo strumento che mi permette di non, oltre all'ego, mi permette di non uscire troppo dagli schemi, ed è una cosa importante. L'altro giorno c'era il film di De André, diceva che lui dice che l'anarchico in sé non è un individuo che non ha regole, ma è un individuo che si dà delle regole prima che gli altri
lo facciano per lui. Quindi io ho provato a fare un po' questa cosa. È perlomeno, cioè per lo più, non per meno, è per lo più istinto ed emozione. Spero che la musica sia questo. Almeno fino a tutte le cose che studiamo nella musica, che uno lo faccia in una scuola o che lo faccia a casa sua, quello non importa, però penso che siano state fatte da persone che ci hanno rimesso le penne. Vuol dire, ci sono artisti che ci hanno veramente rimesso le penne a livello psicologico, a livello fisico, questa è una cosa che non si fa più. Io non è che consiglio a tutti di rimanerci secchi, anzi io poi per dire non sono fatto così, però era un po' una missione. Scusate se mi sposto, ma c'è la luce e ogni tanto vi guardo, poi dovrei guardare là e vi saluto tutti, compresa la diretta. Però insomma adesso rimanerci secchi è una parola grossa, però insomma possiamo un po' mollare questa cinghia, questa gabbia, deve essere tutto perfetto, no? Tutto prodotto. Quando registri un disco non puoi permetterti di fare nulla, devono correggere tutto, noi abbiamo appena registrato un EP volutamente, registrato in presa diretta come si faceva negli anni 70, e con 3-4 take a pezzo, quindi o la va o la spacca, e lì è bello perché o sai suonare o sei convinto di quello che fai, di quello che sei, o se no vai a casa e il disco farà magari schifo, no, però insomma è quello che noi abbiamo voluto fare. Questo esperimento ora è una cosa che uscirà a maggio e speriamo però siamo felici perché abbiamo realizzato questo sogno che era quello di fare un disco suonando. Ci siamo guardati da una stanza all'altra con questi vetri e stavamo suonando insieme. Non siamo noi, un computer, una macchina, e insomma è la morte della musica quella roba lì. Quindi sì, direi che è istinto. Grazie. Vorrei farti un'ultima domanda. Secondo te, cioè, come preferisci che il pubblico ascolti le vostre canzoni, seduto o in piedi, potendo scegliere? Beh, se dovessi scegliere preferirei... questa è una bellissima domanda. È una domanda difficile. 50 e 50. Sì, forse, direi che esatto. Direi che per certi pezzi, per certi brani sarebbe bello fossero tutti in piedi. Però ci sono delle cose che insomma, quando uno ti tocca, quando inciampi, quando senti l'odore di una persona, il cervello ha tutti una serie di stimoli, quindi vieni distratto. Ci sono certe cose che vorrei fossero ascoltate e che anch'io ascolto in totale solitudine, in totale intimità, e questa cosa è utile. Dipende dal pezzo. Io sono un fan del casino comunque, in generale mi piace il casino, ecco, sono sempre stato un chitarrista e ho sempre fatto hard rock e roba di questo genere, quindi infatti quello che cerco di fare qua, scusate se mi dilungo e se ritorno a rispondere alla domanda, è che poi non ci vediamo più, quindi io le dico tutte finché posso. Incrocia le dita, se no siamo venuti fino qua. E poi ci possiamo rivedere anche al di fuori del concorso, sì, volentieri. Quello che cerco di fare, in realtà non solo io ma tutti loro, vengono da un genere musicale molto più forte, molto più rock, anche non italiano, eccetera eccetera, quindi secondo me cioè, quello che cerchiamo sempre di fare, anche se è cantautorato e poi comunque la matrice è rock, però il risultato poi è abbastanza pop, che pop non è una brutta parola, ma vuol dire che cerchiamo un ponte tra noi e voi, tra noi e chi ci sta ad ascoltare, quindi è una cosa invece molto bella sia per chi costruisce il ponte e sia per chi poi decide di passarci sopra. Però quello che facciamo quando io scrivo un pezzo che sia anche un po' sdolcinato, ti dicono ogni volta dai, scrivi un pezzo d'amore, serve sempre un pezzo d'amore, non puoi continuare boom, giustamente, però ogni cosa che faccio cerco sempre di metterci un po' di quella grinta lì, un po' rock, un po' Led Zeppelin. Allora, ti avevo detto che era l'ultima domanda, in realtà è la penultima, perché c'è una delle studentesse dell'Università di Macerata. Ricordo che siamo coadiuvati da dei ragazzi dei due atenei di Macerata e di Camerino, che tra l'altro hanno un compito anche significativo, perché sceglieranno uno dei 16 finalisti e con i quali poi discutiamo nel corso di queste serate. Oltre a dare a loro il benvenuto, perché è la loro prima serata, quindi anche per loro è un inizio. E volevo anche ringraziare gli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, guidati da Francesca Cecarini,
che ci hanno confezionato stasera questa variante di disegno luci rispetto agli anni scorsi. Quindi grazie anche a loro. Grazie. E la domanda, prego. Allora, qua nella scheda leggo che voi definite il vostro sound come umanamente primordiale, il che è una cosa molto particolare, perlomeno per me. Cosa intendete per umanamente primordiale? In realtà è un po' la risposta alla domanda di prima, cioè il fatto che quello che facciamo di fatto poi parte da me, e quindi io quello che faccio è veramente non, infatti se vedi lì c'è la X, io ovviamente non sono sulla X, mi hanno detto di guardare la telecamera, invece io sto guardando te, quindi è in questo senso qua proprio, quello che facciamo, quello che faccio io è umanamente primordiale, loro poi hanno il compito di prendere questa cosa e renderla un po' più impacchettata, un bruttissimo termine, però insomma cercano di dare una forma un po' più precisa e portarla sul palco. Però umanamente primordiale è proprio questa cosa qua. Io quando scrivo me ne frego di niente, né dell'accordo, se lì ci può stare o non ci può stare. Se la cosa suona bene e mi torna, finisce lì. Tanto ormai hanno scritto di tutto e di più, non ha più senso stare lì a guardare se rientra nella tonalità o se è adatto a questo genere. Ormai è tutto sdoganato. Quindi umanamente primordiale è proprio in questo senso qua, cioè così com'è. Grazie a voi. A Lorenzo Garofalo, agli Ulula e la Foresta. E adesso invitiamo sul palco Martina Mollo e Caterina Bianco, unite nel progetto PMS. Benvenute anche a voi. Buonasera a tutti. Ho sognato tutta la notte, volavo tra parole giganti mascherate, mi hanno accarezzato. Seduti è possibile cambiarsi in un minuto, volevo dirtelo. Lo so, esistiamo già. Basta un incontro per far nascere canzoni, basta una lacrima per capire e divagare tra vagoni.
Grazie. Grazie mille. Il brano che abbiamo appena eseguito si intitolava Nudi ed è uno dei brani che fa parte del nostro primo album di Giallo e Grigio. Il prossimo brano che eseguiremo si intitola Luna Mia, è un brano in dialetto napoletano e ho pensato di rivolgermi per un attimo alla luna e confidarmi con lei, sperando potesse ascoltarmi e invitandola a provare a stare qui con noi su quest'altro pianeta e non guardarci soltanto da lontano, perché a volte forse la sua forza può aiutarci, può essere più importante di qualsiasi altra cosa, sapere di non essere soli. Ovviamente la luna è un pretesto, e sapere di essere parte di qualcosa, di un mondo, di una società, e non di dover necessariamente guardarsi allo specchio e dire ok, esisto solo io, ma sperare che un insieme, un qualcosa dove tutti possiamo essere una squadra, uniti, forti, possa esistere sempre. Luna mia, si pensa che sia così lontana, una paura mi piglia. Si pensa che la luce tua non esiste vera, non scherza, una storia antica creata per ci far dormire. Si pensa sora tua, creatura, che pazziano guardandoci pazziano e ci lasciano per guardare con cada cosa, perché volta si facciamo ridere, perché volta si facciamo chiagnare. Noi giorni mi piacesse e te venia a trovare luna, a così per respirare l'aria tua, per sentire tu che senta. Sarà un suono muto, una litania, sarà suono violino, uno suona la via. Forza, però è che mi piace, pensando tu potessi scendere, che bello suono fosse. Insieme a casa mia, buon cielo, volaria, non viaggio in coppa mare, è una mia stella, ma che parla fa non sento niente. Ma che parla fa che io sapevo sì, ma senta. Grazie. L'ultimo brano che vi proponiamo stasera
fa parte... Non capisco. L'ultimo brano che vi proponiamo stasera fa parte del nostro primo EP che si chiama Premenstrual Syndrome e parla un po' della gelosia in senso letterale, ma di tutto quello che odiamo e che in realtà ha seme in noi stessi. E dunque dovremmo impegnarci forse un po' di più a riconoscere nei segni. Quando una persona è gelosa spesso è perché lui per primo tende a non fidarsi di se stesso e quindi non si fida nemmeno della persona che è a fianco. Dunque anche questo brano è in lingua napoletana e dunque spero che riusciate ad afferrare un po', almeno una parte del significato. Che chiaramente braccia toianata formati suona si scordata e nanna che mi cerca verità sembra una scusare tanata faccia moglie sta bocca lasciato io non mi avvelena più. All this time to find you were just another lie. Get out of my life, girl. Avarito trova forza per guardananza. Brucia pietto più belle te. Si mure sta casa l'abbiamo abitata con sangue e te vorrei avere via con quelli in mano a fatico tempo e fantasia e portare tutte quelle parole rintomare per lavare questa falla asciutta, falla secca e poi scaventare nel fuoco non ne voglio trovare non ne voglio avere a terra là non ne voglio solamente scordare chi so che buciarda carriera non faccia sto coro che amore si spezza rinda che si mana Grazie mille.
Siamo Salve. qua, eh? Salve. Salve. Questa ricerca voluta, secondo me, di non andare a concludere il brano oppure nei momenti culminanti con un ritornello facilmente memorizzabile, parlo di un giro armonico usuale, di una melodia ricorrente che può essere appunto memorizzata, è frutto di una ricerca, questa tonalità melodica che mettete in atto, io nel primo, oppure o anche di ascolti effettuati, nel primo brano io addirittura ci vedevo qualcosa dello sperimentalismo della musica del secondo Novecento, di Satie, di questa gente qua. Volevo chiedere come nascono queste cose e perché non c'è mai un momento voluto di, chiamatelo pure banalità, io non lo chiamo banalità, però di banalità conclusiva. Di utilità forse per memorizzare una canzone sicuramente. Noi nasciamo come musiciste più che come cantanti e abbiamo fatto un percorso di studi classico, diciamo ci siamo confrontate sin da piccole con tanti compositori e quindi inevitabilmente le influenze che lei cita vengono fuori, è naturale che sia così. Non è uno sforzo evitare il ritornello a tutti i costi. Noi, il processo di creazione di una canzone cerchiamo di assecondare la naturalezza del brano, la prima impressione e cercare di conservare la freschezza della melodia e del testo che vengono fuori al momento della creazione. Poi se il ritornello viene bene, se non viene diciamo, non ci danniamo l'anima se non lo troviamo, ecco. Più che una ricerca per evitarlo, è vero, magari non c'è la ricerca del ritornello, ma certo, però capisco, non le so rispondere in maniera forse esaustiva come lei ci chiede, però è un cercare di rimanere quanto più fedeli possibile all'istinto creativo, ecco. C'è una ricerca di sviluppo armonico ed melodico, però più fedele alla formazione classica, se vogliamo. Caterina, sono Sì. qua. Salve. Estendo un pochino il concetto che ha espresso Piero Cesanelli. Siamo qui per confrontarci in qualche maniera. L'ascolto è un meraviglioso esercizio, ma è ancora più bello quando ci si può confrontare con chi propone l'ascolto. E allora io molto sinceramente dichiaro e confesso la difficoltà di riuscire a seguire questo discorso, ma non per le caratteristiche che diceva Piero, perché sento nella struttura di un brano, da una parte un testo che racconta in maniera abbastanza, non dico descrittiva, ma comunque segue un certo filo di racconto letterario, e invece da un punto di vista musicale sento tante piccole cellule, una dopo l'altra, che delle volte mi sembrano non avere un filo, ma non per l'evoluzione melodica o armonica del brano, perché sento tante cose diverse all'interno di un brano e questo mi crea difficoltà. La difficoltà può anche essere un meraviglioso esercizio, ci sono molte musiche che sono così, soprattutto del nostro periodo, ma se andiamo invece indietro fino al 200, 300, anche il 400, proviamo esattamente la stessa cosa, ma è anche una forma di disabitudine all'ascolto di certe cose. No? Per cui questo vuol dire ascoltare tanto e ascoltare tutto, diventa tutto più facile se uno ha ascoltato veramente tutto dalla storia della musica, da quando è iniziata in poi, e diventa tutto più facile. Ma qui stiamo parlando di una cosa che è oggi, è ora, e questo ora devo cercare di riuscire in qualche maniera ad ascoltarlo, non per forza con un punto di riferimento come diceva Piero, ma con facilità in un certo senso d'ascolto, che non vuol dire poppeggiare, ok? Sì.
ma questo insieme viene comunque costruito, cioè quello che un po' mi meraviglia in tutto ciò, per concluderlo il discorso, è la naturalezza del mettere insieme tante piccole cellule che sembrano separate. Per voi questo è naturale? Per noi paradossalmente sì, mi rendo conto che può sembrare strano, però certo dobbiamo lavorare ancora su questo aspetto, sono d'accordo con lei. Però comunque sì, è naturale, è il pensiero, anche perché è come se fosse un flusso di coscienza, se vogliamo. Fluido. È un Scorre. po' fluido. Scorre, certo, mi rendo conto che non è facile da seguire, però ha ragione, a volte ci affascinano di più le cose che possono sembrare più semplici, invece probabilmente c'è bisogno di un lavoro in più per stare dietro a questo flusso di coscienza. Tutto sommato però non penso che sia musica difficile, non la percepiamo come difficile, anche la risposta che spesso incontriamo. C'è suono dal vivo per voi? Vi esibite spesso? C'è l'occasione per voi frequentemente di stare su un palco e di esibirvi per un pubblico? Di proporre questo progetto? Sì. Non è così semplice, anche perché non è una situazione, tecnicamente proprio, non è proprio facilissima da gestire, però comunque in altri ambiti, singolarmente e insieme, siamo spesso sui palchi. Chiaramente questo è il progetto che ci rispecchia maggiormente, quindi abbiamo un po' il cuore sul bavero, è sempre complicato portarlo e anche essere poi performanti, se vogliamo, però quando riusciamo a portare questo progetto dal vivo, diciamo che la risposta è comunque abbastanza positiva, devo dire. Grazie. Io volevo farvi le congratulazioni per la performance. Per me è stato utile ascoltarvi, nel senso che è bello che esista intorno alla canzone intesa in un senso, tra virgolette, più tradizionale, un mondo come questo, dove si ha la percezione dello spazio, dove si ha una conoscenza armonica e un uso dell'armonia diverso rispetto a quello che di solito si fa all'interno delle canzoni, dove c'è un intervento dell'elettronica intelligente e soprattutto dove c'è un'aderenza a quella che è la vostra voglia di fare, che poi piaccia o meno al pubblico. È importante che questo mondo esista. Quindi da questo punto di vista mi fa piacere avervi ascoltate e se non ci sono altre domande vi salutiamo. Grazie mille a tutti. E adesso Se sei mamà.
c'è sienta d'ore tutta gente che ti trove coccoruna posso trovare te. Esce, sì. Grazie e buonasera a tutti da Alessissimo Mai. Il brano che avete appena ascoltato si intitola Jesh e in lingua napoletana significa esci. È una canzone scritta da me e da un compositore e chitarrista napoletano che si chiama Ernesto Nobili. È un dialogo con un interlocutore del tutto immaginario al quale viene rivolto l'invito di uscire fuori di casa e vedere e ammirare poi, vienimela a raccontare, tutte le bellezze del mondo. Il brano che vi facciamo ascoltare adesso invece si intitola Les Entrailles ed è un brano scritto da noi a 8 mani in una lingua che amiamo definire francoletano, vale a dire una sintesi tra francese maccheronico e napoletano.
Les entrailles è un termine in francese, vuol dire le interiora, visceri, ed era un piatto prelibato che veniva offerto nei banchetti a Palazzo Reale nel Regno di Napoli. Al termine di questi banchetti gli avanzi venivano raccolti dagli addetti alle cucine che li portavano fuori in cortile, e al grido di Les entrailles accorrevano numerose le donne del popolo scarmigliate, e da allora questo termine, les entrailles, si è tramutato in un termine che definisce proprio la tipologia di queste donne, ovvero le zantraglie. Nel caso specifico di questo testo, che è molto ironico, le zantraglie siamo noi quattro sese mamà che decidono di attuare la loro rivoluzione attraverso un sortileggio, rimpicciolendosi al punto tale da introdursi nella vasca da bagno del re e sovvertire le sorti della monarchia, facendolo affogare grazie a una micidiale arma, quella del solletico sotto i piedi. Passe-moi la bouteille que je veux partir. Que tout est trengo pas navar con grand navire. Qu'une potion magique rinta nous bonbon voilà nous passerons ici. Tra sette cime diventate più petti, alle dintre bottiglia inchiuse per parti, con l'arco e frecce in cattura innamorata perché è un gran plaisir. D'un trésor, ci ritrovammo rinda vasco con sapone, facimmo piri 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 sotto Piero Re, ma non c'ha da vedere. Ai 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 je vais partir, que tout est très pas navar con grand navire, qu'une potion magique rinda nous bonbon, voilà nous passerons ici. Aïe 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 Alle alle
leoni vasciante, cabriole non t'ammuccia, non t'allumma, una lambacca ma fa, villa valla, sei sciarmato, sciaraballa. Alle leoni vasciante, villa valla, non t'ammuccia, non t'allumma, una lambacca ma fai e te, tu si le roi e je son gorre. Alle leoni vasciante, cabriole non t'ammuccia, non t'allumma, una lambacca ma fa, villa valla, sei sciarmato, sciaraballa. Alle leoni vasciante, villa valla, non t'ammuccia, non t'allumma, una lambacca ma fai e te, tu si le roi e je son gorre. Alle leoni vasciante, cabriole non t'ammuccia, non t'allumma, una lambacca ma fa, villa valla, sei sciarmato, sciaraballa. Alle leoni vasciante, villa valla, non t'ammuccia, non t'allumma, una lambacca ma fai e te, tu si le roi e je son gorre. Tu si le roi et je son gorre, tu si le roi et je son gorre, tu si le roi et je son gorre. Molte grazie. Bene, adesso vi faremo ascoltare l'ultimo brano che abbiamo portato qui a Musicultura, e questo è un brano che ho scritto io qualche anno fa insieme a un mio carissimo amico pianista e compositore che si chiama Luigi Esposito, e per voi Sient Sie, in realtà si dice Sient Sie, però Sientasi, stammo buona combinata, i miei frucoli paure che non tengono futuro, suona coscia, non vero luce, dinta questa capa brucia. Guarda sti pensieri suona chi te volesse fa vedere, te contasse una, non mi stanca a ragionare e a Lucassa rinto Una fortuna tenga ancora, tenga voce poca raggia, tenga amici o cuore in faccia. Una fortuna tenga ancora, tenga voce poca raggia, tenga amici o cuore in faccia, tutto quanto a me cantare. Guarda in cielo e lucca fuori, la musica che asciuga e che scongiugata c'è portato già in miseria, l'amicizia compagnia, bordello mia via, siendo guarda in cielo e lucca fuori, la musica che asciuga e che scongiugata c'è portato già in miseria, l'amicizia compagnia, bordello mia via, siendo una fortuna tenga ancora, tenga voce a poche a raggia,
amici o cuore in faccia, tutto quanto mi cantare, guarda in cielo e lucca forte, musica che asciutta, ci ha portato già miseria, amicizia, compagnia, bordello, miezza via, siente guarda in cielo e lucca forte, musica che asciutta, ci ha portato già miseria, amicizia, compagnia, bordello, miezza via, siente Salve, sono qui. Congratulazioni innanzitutto per quanto ci avete offerto. Devo dire che la vostra alchimia di suoni e di voci è estremamente interessante ed è anche un messaggio di speranza, perché è come se in questa commistione di voci, armonie, soluzioni anche non prevedibili, si annunciasse qualche cosa che vorrei chiamare come una linea che attraversa Napoli e taglia in due la storia della canzone, ma una linea che riesce a sopravvivere anche ai cambiamenti sociali e persino, nel caso di Napoli e del suo territorio, anche a certa dissoluzione del tessuto sociale. A me sembra che questo messaggio di speranza sia la sopravvivenza di un modo di cantare, di un modo di intendere la musica, e mi piace molto che questo modo sia al femminile, in un momento nel quale sembra che il femminile del mondo possa correre dei rischi. Ora, quello che quindi vi chiedo è in quale modo voi riuscite a mettere in assetto creativo e combattivo le vostre energie che vengono da percorsi diversi. Che cos'è che vi unisce profondamente in questa coralità? Perché non è artificiale. Salve, buonasera a tutti. Sicuramente c'è un grande amore per la musica, un grande rispetto per la musica da parte di tutte e quattro. Noi ci siamo unite 1 anno e mezzo fa circa, abbiamo cominciato a lavorare insieme per rispetto, perché ci rispettiamo come artiste, pur venendo da, appunto, come ha detto giustamente lei, da percorsi completamente diversi. E la bellezza, secondo noi, almeno in questo terreno, in questo territorio comune, è proprio la trasversalità dei diversi territori. Quindi è stato facile l'incontro, basato sull'amore per la musica, ma anche qualcosa che va al di là di ciò che si può spiegare con le parole. Cioè, forse perché siamo donne, forse perché, non lo so, ci divertiamo molto, abbiamo avuto anche dei momenti difficili, ma si sa che le cose più sono importanti e più sono difficili. Quindi questo ci tiene unite, secondo me, sì. Grazie. Noi vi ringraziamo e anche per questa complicità e voglia di divertirvi che traspare anche dalla platea, quindi grazie anche per quello. Grazie. È contagiosa. Grazie. Grazie mille. Grazie. Allora, siamo alla quarta proposta di stasera e è la volta di Davide De Luca.
Buonasera a tutti. Come primo brano questa sera ho deciso di portare un inedito dal titolo Cambio colore. Vi chiedo di fare molta attenzione alle parole di questo brano a cui io tengo moltissimo, in quanto è un argomento che tocca molto noi musicisti, noi cantanti, ed è un argomento con cui molto spesso noi dobbiamo convivere, un argomento che molto spesso dobbiamo affrontare. Quindi cambio colore. Essere qualcuno, dovevo cambiare tema. La politica deve essere fumo, fuori da ogni schema. Mi distruggo per vendere di più, dovevo cambiare scena. Piace di più l'amore giovane di un giovane in pena. E invece sono ancora qua a parlare del mio mondo, in questo mondo che avanti non va, ma va dritto fermo al fondo. Cambia argomento dai, segui a me, stammi a sentire. Cambierò colore sì, ma solo per il mio avvenire. Cambio colore sai, solo per chi mi sta sentendo. Parlerò d'amore sì, mentre il mio futuro sta morendo. E cambierò colore sai, solo per chi mi sta sentendo. Parlerò d'amore sì, mentre il mio futuro sta morendo. Ora papum. Ok, d'amore scriverò, ma solo in qualche canzone. E non perché ho sentito voi, ma perché il mio mondo me lo impone. Chi sei tu per dirmi che il mio genere non va bene? Posso far ciò che mi pare quando come se mi viene. Chi lo dice, chi lo ha detto che il mio genere non è perfetto? Adesso inizio a fare pure rap, vediamo che ne dice adesso. Io scriverò davvero rap perché sono sicuro che potrò vendere di più con questo pezzo su YouTube. Mentre il mondo gira in questo verso mi troverò persi in un barlume di universo dove chi originale muore solo per delle parole che non piacciono a politici, alto grande produttore. Tutti io vari amici, ho finito di comporre questo pezzo che non piacerà alla gente, forse neanche a me. Se venderò tutto me stesso non rimarrò in mutande. Darò la mia vena artistica a chi succherà il suo sangue. E cambio colore sai, solo per chi mi sta sentendo. Parlerò d'amore sì, mentre il mio futuro sta morendo. E cambierò colore sai, solo per chi mi sta sentendo. Parlerò d'amore sì, mentre il mio futuro sta morendo. Ora papum. Chiedere se è possibile alzare un po' la chitarra in spia. Grazie. Il pezzo che seguirò ora è un genere completamente diverso, scritto in un periodo diverso della mia vita. E questo pezzo si intitola Aspettami.
È una di quelle storie che ti lascia il mare dentro. Il tempo va veloce e non puoi fermarlo adesso. Quegli occhi azzurri come un angelo che prende e vola via. Vedo ancora la tua scia, la tua mano nella mia. Qui tutto è cambiato già, non sento più profumi. Quell'albero che amavi tu invecchia e va in frantumi. E quella via dei fiori blu l'inverno l'ha cambiata e non c'è più. Vorrei correre lassù e gridare forte, arriverò, vedrai che arriverò prima o poi, e tu aspettami che arriverò, vedrai che arriverò prima o poi, e tu aspettami, aspettami. Rileggo quel messaggio che inviasti quella sera, e non per caso tu eri lì mentre fuori pioveva. Cerco di calmarmi ma pensare mi distrugge. Credo che domani pioverà, si potrà volare. Un giorno ho visto un foglio in cui scrivevi una lista, c'erano tutte le cose che volevi fare prima di andar via. Mi ha insegnato a vivere mentre il tempo muore, e a volare arriverò, vedrai che arriverò prima o poi, e tu aspettami che arriverò, vedrai che arriverò prima o poi, e tu aspettami là. Grazie. L'ultimo pezzo che ho deciso di portare è uno degli ultimi. In questo periodo mi sto avvicinando molto al jazz e quindi ho scritto questo pezzo dal titolo Enigmatica.
Ogni cosa che fai, ogni cosa che pensi, mi sorprende, mi piace di te. Ogni sguardo che dai, che regali alla gente, mi distrugge, mi porta con sé. Lascia che sia il presente a decidere se dovrei amarti oppure no, se dovrei lasciarti oppure no, se dovrei amarti oppure no, se dovrei lasciarti andare via da me. Quelle foto che fai mentre sorridi ad un altro che pretende di conoscerti più di me. Tu fai finta di niente, ma lo sai che sono io l'unico che davvero sa chi sei. Sono fermo a pensare a cosa fare stasera, se dovrei chiamarti oppure no, se dovrei parlarti oppure no, se dovrei chiamarti oppure no, se dovrei lasciarti andare via da me. Grazie.
Ciao, siamo qua. Senti, eccomi. Volevo sapere se quando hai composto questa canzone, che hai composto appunto chitarra e voce, immagino di sì, e comunque se poi hai pensato per loro anche un arrangiamento più ricco, magari con un gruppo con il quale magari ti esibisci, o se hai avuto per modo l'ultima, già di Enigmatica, l'ultimo pezzo. In realtà tutti i brani che scrivo, io li scrivo sempre in chitarra e voce, però in pratica, in particolare questo pezzo mi piacerebbe al contrario eseguirlo con più strumenti, perché non è un pezzo molto semplice da gestire, diciamo, anche per quanto riguarda la chitarra. Quindi no, non ho pensato un arrangiamento, ho pensato più in grande, però per questo concorso, avendolo scritto poco tempo fa, ho deciso di portarlo voce e chitarra. Grazie. Davide, buonasera, sono qua in mezzo. Come va? Tutto bene, grazie. Bene. Io ti volevo fare i complimenti per la tua voce, per la freschezza, la naturalezza con cui, e anche l'irruenza con cui la usi. Allo stesso tempo ti volevo chiedere due cose. Una, qual è il tuo rapporto con la tua voce, nel senso che ti piace tutti i giorni nella stessa maniera o ci sono dei giorni in cui non riesci ad ascoltarti, specie in un'età in cui gli stimoli che perlomeno per quanto ricordo, si percepiscono dall'esterno, hanno un'influenza netta su quello che si sta facendo, per cui le deviazioni, i cambiamenti sono molto rapidi e importanti. Questa è la prima domanda. E l'altra, noto che nella tua performance non si va al centro delle canzoni, perlomeno dal mio punto di vista. Non vorrei che tu non prendessi questo come una critica, ma come il confronto, cioè una sensazione che ti porgo, sulla quale poi, se vuoi, puoi riflettere. Nel senso che dal punto di vista della compiutezza e incisività del testo, e anche dal punto di vista della sintesi del disegno compositivo, tendi a girare un po' intorno. Quindi volevo chiederti se questo è un'osservazione secondo te sbagliata, o se da questo punto di vista percepisci che c'è un lavoro da fare sul quale stai già lavorando. Allora, ci sono determinate canzoni, rispondo alla seconda domanda, ci sono determinate canzoni in cui io do molta importanza al testo, in particolare Cambio Colore. Poi ci sono altre canzoni come Aspettami o Enigmatica, in cui credo che la melodia sia fondamentale, anche per quanto riguarda la tecnica. Ho deciso di portare questi tre pezzi proprio perché rappresentano tre generi che fanno parte comunque di me, che non voglio dimenticare, ecco. Quindi sì, do molta importanza al testo, ma do anche importanza alla melodia, dipende dal genere di canzone che decido di scrivere, dal periodo che sto vivendo. Questi tre pezzi rappresentano tre periodi diversi della mia vita e quindi capisco che ci sia una differenza molto grande. La prima domanda non me la ricordo. Se la tua voce, che il rapporto con la tua voce quotidiano, se è sempre lo stesso, se cambia giorno dopo giorno. No, cioè ci sono dei giorni in cui io mi chiedo quale sia la mia voce, quale sia il genere più giusto per la mia voce, ma ancora non sono riuscito a rispondere a questa domanda. Quindi spero anche, eseguendo questi tre brani, di ricevere una risposta da parte vostra. Beh, intanto è molto tempo per deciderlo eventualmente, comunque si può lavorare anche su piani diversi una volta che si prende consapevolezza che ognuno di quelli richiede una determinata centratura e un registro. Grazie comunque anche per le risposte. Grazie. Ti salutiamo. Ciao Davide.
Adesso, prima di presentare l'ultima proposta della serata, vi ricordo che le serate delle audizioni prevedono anche il conferimento di 2 importanti riconoscimenti: il premio Antonello Ieffi per le energie rinnovabili, che è designato e proclamato dal tavolo, dal gruppo d'ascolto di Musicultura, e il premio del pubblico Val di Chienti, che sarete voi stessi a poter decidere utilizzando i vostri telefonini e collegandovi alla rete Musicultura disponibile in sala. Poi al momento opportuno vi vedremo insieme meglio come fare. Adesso diamo il benvenuto e l'in bocca al lupo a Alessandro Mancuso. Buonasera. Un attimo, vediamo se è tutto a posto. C'è una ronza qui. Vabbè, mentre cerchiamo di risolvere questo problema, faccio una breve introduzione. La prima canzone che cantiamo si intitola 126 gradini. 126 gradini separavano l'atrio della scuola dalla classe, dove ogni mattina Émilie Monk, una ragazzina di 17 anni francese, si recava per andare a scuola. Émilie non amava vestire abiti normali come tutti gli altri suoi compagni, le divise del branco, amava vestire con dei jeans strappati, dei pantaloni, delle scarpe vecchie, perché voleva sentirsi se stessa, però per gli altri era considerata un'aliena. E per questa ragione questo tragitto che faceva ogni giorno, questo atrio di 10 metri e questi 126 gradini diventavano una sorta di calvario, dove subiva le peggiori umiliazioni sia morali che fisiche da parte dei compagni. Émilie nel 2016 ha deciso di fare un bel salto dalla finestra di casa sua, della sua stanza. E il papà, dopo un po' di tempo, ha deciso di pubblicare il suo diario, il diario dove Émilie descriveva tutto quello che subiva durante questi giorni terribili, ed è diventato un libro molto interessante, molto bello, perché nella sua drammaticità spiega esattamente cosa succede a chi viene bullizzato. Questa canzone è dedicata a Émilie, chiaramente, e a tutte le persone che come lei in qualche modo vengono considerate per qualsiasi ragione diverse. 126 gradini. Ecco che viene la sera, ho deciso, si chiude il sipario. Mi preparo per l'ultima scena, per l'ultima pagina del mio diario. Mi nascondevo dentro al cesso, in quella scuola maledetta. Te la sei fatta addosso, stupida stronzetta, per riuscire a risparmiarmi un quarto d'ora di supplizio. Avrei fatto di tutto per evitare gli occhi dei compagni ed i loro umilianti sorrisetti, per le mie scarpe vecchie e i pantaloni troppo stretti. Avrei fatto di tutto per non dargli più quella soddisfazione in quella passerella dell'umiliazione. Per 10 metri di cortile
126 gradini, mi sembrava di morire sotto colpi di fucile. Scusami, ma se non te l'ho mai detto, non volevo che sapessi che razza di figlia hai fatto. Perdonami se non ho avuto il coraggio, l'avresti detto ai professori e sarebbe stato peggio. Scusami, ma io te lo volevo dire, ma non sai che male fa male da morire. Questa è la verità, io non potrò mai guarire, dalla mia diversità mi toccherà fuggire. Per riuscire a liberarmi da quel senso di vergogna avrei fatto di tutto per non attraversare quell'arena, schivare calci, sputi e scritte sulla schiena. Per 10 metri di cortile, 126 gradini, se non ti sai difendere, il silenzio può anche uccidere. Scusami, ma se non te l'ho mai detto, non volevo che sapessi che razza di figlia hai fatto. Perdonami se non ho avuto il coraggio, l'avresti detto ai professori e sarebbe stato peggio. Scusami, ma io te lo volevo dire, ma non sai che male fa male da morire. Questa è la verità, io non potrò mai guarire, dalla mia diversità mi toccherà fuggire. Viene la sera, mi preparo per l'ultima scena. Grazie. Grazie. Allora, quest'altra canzone si chiama Estate 89. A 16 anni l'amore che proviamo è totale, è praticamente una vocazione. Anche a me è successo di innamorarmi a 16 anni quando è arrivata in spiaggia a Sferracavallo, vicino Palermo, che è la mia città. Questa ragazza bellissima per cui persi la testa completamente. E iniziò una lunga ed estenuante corte, un corteggiamento che purtroppo non portò a nulla. Ho immaginato cosa sarebbe successo se questa ragazza, ormai signora, con tutti i segni della vita, matrimonio, figli, separazioni, eccetera, eccetera, fosse tornata da me a propormi di consumare finalmente quest'amore adolescenziale. Però penso che avrei risposto probabilmente di no, ma non per una sorta di rivalsa o di vendetta, ma semplicemente perché credo che proprio perché quell'amore in particolare era così speciale, deve rimanere così, e quindi rimanere con addosso il gusto esotico dell'immaginazione e dell'attesa. Questa è Estate 89. Cipri e Maresco si odiano e non fanno più un bel film dal 2003. I concerti al Metropolitan spariti almeno dal 96. E tu ti sei sposata e poi pure lasciate. Adesso cosa vuoi da me? Hai più di 40 anni, anche se li nascondi, li dimostri. Cosa vuoi da me?
L'estate dell'89 sembra ormai un ricordo di una vita fa, quando sei comparsa in quella spiaggia a trasformare la mia infanzia in pubertà. Avevi 16 anni ed eri bella come il paradiso, ed eri ancora vergine nel viso e nell'intimità. E adesso cosa pensi? Che io sia il tuo premio di consolazione? Non ti sembra quantomeno un poco brutto? Lo sai, c'è un tempo per andare e c'è un tempo per tornare, e poi c'è un tempo per non rovinare tutto. Questo non è più il tempo giusto, non lo senti il retrogusto di una sigaretta già fumata e poi riaccesa? Preferisco continuare a assaporare il gusto esotico dell'immaginazione o dell'attesa. Il fumo delle bombe avrebbe speso a breve la città. Sui muri c'era scritto ovunque un misterioso 800A. E tu coi dottor Scholz appesi agli alluci studiavi già l'estetica di Kant. Adesso barcollando mi domandi un altro goccio di Glen Grant. Ma scusa, cosa pensi? Che io sia il tuo premio di consolazione? Non ti sembra quantomeno un poco brutto? Lo sai, c'è un tempo per andare e c'è un tempo per tornare, e poi c'è un tempo per non rovinare tutto. Questo non è più il tempo giusto, non lo senti il retrogusto di una sigaretta già fumata e poi riaccesa? Preferisco continuare a assaporare il gusto esotico dell'immaginazione o dell'attesa. Questo non è più il tempo giusto, non lo senti il retrogusto di una sigaretta già fumata e poi riaccesa? Preferisco continuare a assaporare il gusto esotico dell'immaginazione o dell'attesa. Grazie. Ok, questa terza canzone molto semplicemente è dedicata a mio padre, si intitola Le mani di mio padre. Rami forti e lunghi le sue dita mi prendevano dal letto piano piano. Quando iniziava il film della mia vita, mi conteneva tutto in una mano. Le mani di mio padre erano magiche, sapevano per gli occhi di un bimbetto fare tutto, anche staccarsi un pollice, fare sparire Gigino e Gigetto. E mentre mi insegnava a usare le mie manine in quelle sue giganti, ci avrei voluto dormire, ma crescevo e le vedevo pian piano scomparire. Stavano entrambe nella mia mano poco prima di partire. Sai quando è che mi son reso conto che forse avevi ragione tu e non mi stavi giudicando? Adesso che c'ho un figlio pure io, e quando penso che stia sbagliando, ora che guardo la mia faccia nello specchio e non ci credo, ho una crisi di identità, vedo te 2.0, ho il numero salvato ancora nell'iPhone, ti chiamo e non rispondi e non mi sembra vero. Le mani di mio padre mi hanno appiccicato al muro quando gli ho mancato di rispetto. Ero sordo
testardo come un mulo, studia e molla quel tamburo maledetto. Suonavo ritmi strani, coi bicchieri e tutto il resto, con le posate e i piatti, non c'era verso. Papà, vediamo se indovini, sai che tempo è questo? Lui mi rispose, figlio mio, è solo tempo perso. Sai quando è che mi sono reso conto che forse avevi ragione tu e non mi stavi giudicando? Adesso che c'ho un figlio pure io, e quando penso che stia sbagliando, oh, le mani di mio padre ce le ho scolpite addosso, ed anche tutto il resto, come un suo cappotto, come un abito di attitudini, stravaganza ed ironia, occhi chiari, canzoncine, passioni e fantasia. Sai quando è che mi sono reso conto che forse avevi ragione tu e non stavi esagerando? Adesso che ho bisogno di una mano e mi accorgo che ti sto cercando. Ora che vedo la mia faccia nello specchio e non ci credo, ma guarda chi si rivede, c'è papà 2.0, ti riconosco in tutte le mie piccole manie, le mani di mio padre e le mie. Grazie. Maurizio Rosa, Andrea Martini, Giampaolo Venditti, Giovanni Colasanti, Mario Mazzenga. Grazie. Eccomi. Ehi. Direi o è andata bene bene o male male, non ci sono domande? Ah, eccole, è arrivata, è arrivata. Scusa. Una la faccio io. Nelle vostre canzoni, e molto belle peraltro, ci sono numerosi riferimenti al contesto palermitano che possono essere raccolti, ma che sarebbero stati impensabili 30-20 anni fa. Il fatto che la città è cambiata, è diventata una città ormai televisiva, una città presente sui media, e quindi anche alcune espressioni indecifrabili trovate sui muri sono in realtà note a molti. Ora, come avete visto questo cambiamento di Palermo, Sferracavallo e tutto il resto? Tu sei palermitano. Io sono palermitano. Tu sei palermitano. Sì. Allora cominciamo a dire che non è noto a molti, ma è noto ai palermitani. Beh, a quelli che vanno allo stadio sì, però. Allora, questa domanda mi piace molto perché è interessante che sia stato colto il riferimento alla mia città. Sì, diciamo che si è parlato sempre nelle canzoni di tante città, diciamo tra virgolette più blasonate. Di Palermo si è sempre parlato poco. Oggi se ne può parlare perché è diventata una città quasi normale, ecco. Quest'anno è capitale europea della cultura e ne vado estremamente fiero. E il cambiamento è stato radicale. Io sono cresciuto in una città in cui dietro l'angolo venivano sempre commessi crimini, insomma, che conosciamo tutti. Insomma, il riferimento al fumo delle bombe è chiaro abbastanza, anche perché era il 92 quando ciò avveniva. Oggi, per fortuna, tutto questo non accade più, è una città molto tranquilla, molto bella. Io vivo a Roma da una decina d'anni, però torno spessissimo nella mia città. Quindi, rispondendo alla tua domanda, devo dire che è cambiata in maniera radicale, in meglio per alcune cose, in peggio per altre. Per esempio, io sono cresciuto in mezzo ai caffè concerto, dove dovunque andavi c'erano bar, dove c'era un contrabbassista, un pianista, si faceva musica e si godeva di questa musica continuamente. Oggi invece è tutto l'opposto, appena tu ti metti con una chitarra già vengono a spegnerti l'amplificatore. Quindi questo è un problema serio che stiamo affrontando tutti i musicisti di Palermo, perché chiaramente da questo punto di vista sicuramente è peggiorata. Grazie.
Alessandro, tu hai anche una esperienza, accumulato un'esperienza e anche gratificazioni come autore di colonne musicali, quindi non solo nell'ambito della forma canzone. Volevo sapere se questa attività che ti accompagna da tempo ha in qualche modo orientato in maniera diversa la tua prospettiva sulla forma canzone, ti ha aiutato o in qualche modo ad affrontarla in maniera più articolata o ti ha allontanato anche da questo modo di esprimersi? Allora, fare musica per mestiere è una cosa oggi molto, molto complicata. Io scrivo canzoni per altri cantanti, e ho fatto moltissime musiche per teatro, per pubblicità, per televisione, eccetera, eccetera. Rimane però un'oasi nel mio mondo musicale, che è quello dello scrivere canzoni per me, come quelle di questa sera, che raccontano, come avete sentito, delle storie mie, o comunque delle storie che in qualche modo mi va di raccontare perché mi hanno colpito. E questa rimane una piccola oasi che mi fa comunque sempre amare e rinnovare questo grande amore per la musica, perché chiaramente quando diventa lavoro non sempre è piacevole, bisogna certamente scrivere per altri, interpretare anche la poetica di altri cantanti, e questa cosa ti allontana un pochettino dall'arte per renderla un po' più mestiere, per cui questa cosa di scrivere le canzoni mie, che è tornata da poco tra l'altro grazie a un caro amico che ha creduto, che ha voluto fortemente che queste canzoni le cantassi io, quindi rimane questo piccola oasi di bellezza assoluta, ecco. E noi ti ringraziamo per aver condiviso queste storie personali stasera. Grazie a voi per avermi ascoltato. Grazie Alessandro. Grazie, buonasera. Prima di godere del privilegio di ascoltare Ginevra Di Marco insieme a Francesco Magnelli, assegniamo gli importanti riconoscimenti della serata a partire dal premio per la miglior performance intitolato ad Antonello Ieffi, Energie Rinnovabili. Ricordo che questo premio è assegnato dal gruppo d'ascolto di Musicultura e non necessariamente collegato poi all'esito futuro del concorso. È la performance che più ci ha colpito stasera. Mi fa piacere quindi invitare sul palco, che nel frattempo ci ha raggiunto e arriva da lontano, proprio Antonello Ieffi. Benvenuto. Lo ringrazio per essere qui, buonasera. Lo ringrazio anche per aver in qualche modo legato la sua avventura a quella di Musicultura. Adesso io le porrò una domanda, dopo che avrà risposto sarà indissolubilmente legato, pure ancora in tempo. Grazie. Cioè, la domanda è molto semplice. Perché a noi sta molto a cuore il tema ambientale, le buone pratiche ambientali che sono al centro della sua storia e avventura professionale. Ma la domanda allora è reciproca: che cosa Antonello Ieffi ha trovato in Musicultura? Cerchiamo energia, un'energia creativa, che comunque il nostro lavoro è un lavoro che in Italia viene molto massacrato, secondo me. Viene molto trascurato, viene molto reso difficile, pieno di norme, si dà la colpa alle rinnovabili anche di tanti problemi che abbiamo in realtà per altri motivi che non riguardano l'ambiente, e quindi per noi promuoverlo dappertutto, quindi la musica, musicultura, energia creativa per noi, quindi la risposta è quella. Sì, palco e platea nelle performance live è un continuo scambio di energia rinnovabile. Assolutamente sì, quindi potrei dire mille cose, però questa è quella che mi viene più spontanea, insomma. Bene, allora cominciamo stasera la serie di queste assegnazioni del premio Antonello Ieffi e ci dica a chi stasera... Sì, questa sera il premio per la miglior performance va a Sesema.
Bravissimi. Prego. Congratulazioni, le foto di rito sono state fatte. Grazie ancora. A voi. A Sesè Mamà e ad Antonello Ieffi. Grazie. E adesso a noi, per chi di voi fosse qua per la prima volta, ricordo che dipende da voi l'assegnazione del premio Val di Chienti. Vi invitiamo a votare il vostro artista preferito o preferita della serata utilizzando il telefonino, il cellulare. È semplicissimo, basta collegarsi alla rete Wi-Fi Musicultura. Dopo averla individuata sarete rimandati con un clic alla pagina voto, dove vi compariranno le 5 opzioni e dal mio via avremo a disposizione 30 secondi per raccogliere i voti e istantaneamente visualizzare l'esito del voto. Le nostre gentili assistenti e i nostri gentili assistenti sono disposti in caso di segnalazione a raggiungervi per aiutarvi nel caso ci fossero problemi. Tutti sono collegati o comunque tutti coloro che desiderano votare? Mi dite un sì? Ok, c'è qualche no? Chi è no alzi la mano. Aspettiamo 2 secondi. C'è qualcuno che può raggiungere qua i signori alla mia destra? Bene. È migliorato qualcosa nel frattempo? No. Data l'ora direi di procedere con il voto, la stragrande maggioranza di voi è collegato, per cui se mi danno un segnale che siamo pronti per procedere. Ok? 3, 2, 1, si vota. E contemporaneamente vedremo visualizzarsi le colonne sullo schermo. Beh, mi sembra che Sesè Mamà stiano andando molto bene. Non so se c'è un segnale acustico, qualcuno mi segnala, anzi, direttamente lo schermo parla per noi, per chi doveva dirmelo. Sesè Mamà, anche per voi, Sesè Mamà, sono le preferite della serata. Le invitiamo quindi, anzi, invito sul palco il direttore del Centro Val di Chienti, che è con noi anche quest'anno, e questo è un vero piacere, Gianluca Tittarelli. Buonasera. Che viene non solo con una targa, ma viene munito anche di lauti riconoscimenti, nel senso che ai vincitori del premio Val di Chienti ogni sera andranno in omaggio dei prodotti tipici del territorio che sono promossi da Maimarca e proprio dal centro commerciale Val di Chienti. E invitiamo naturalmente sul palco le Sesè Mamà. Complimenti, foto di gruppo.
E vi chiediamo anche una piccola cortesia, perché il premio Val di Chieti consente anche ad uno degli spettatori che ha votato di ricevere un buono un omaggio da utilizzare proprio presso il centro Val di Chieti. Vi chiediamo quindi di estrarre un numero che corrisponde a uno dei numeri delle poltroncine del teatro. Lo spettatore potrà poi rivolgersi nel foyer per ritirare il buon omaggio. Il numero? Lo dico? Prego. 180. 180. Il numero, chi occupa la poltroncina 180 può poi rivolgersi nel foyer. Vi ringraziamo. Grazie. Sono protagonisti di un'avventura musicale e artistica e anche umana, direi, che non ha corrispettivi, per quanto perlomeno io sappia, in Italia, fatta di bravura e profondità. Mi fa molto piacere che sia stasera qui con noi, stasera con Francesco Magnelli, Ginevra Di Marco. Molte grazie. Grazie innanzitutto per l'invito. Noi stasera chiudiamo questa serata facendo qualche canzone. Con la prima canzone presentiamo il nostro nuovo album che ormai ha già 1 anno di vita, ma è il nostro ultimo lavoro dedicato a una grandissima cantora, forse la più grande cantora che l'Argentina e tutta l'America Latina ha mai avuto. Lei è stata Mercedes Sosa, alla quale abbiamo dedicato un disco. Una persona, un'artista meravigliosa e una donna altrettanto bella e carica di coraggio e di forza. Questa che cantiamo adesso è forse una delle sue canzoni più rappresentative. Si chiama Gracias a la Vida, che è un inno alla vita meraviglioso, scritto da un'altra grande artista cilena che è stata Violeta Parra. Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta
che sto amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Andrea Salvadori alla chitarra. Voglio cantare l'uso della forza che nasce dalla comprensione, la forza che contiene la distruzione, una forza cosciente e serena che sa sostenerne la pena, capace di pietà, tenera di compassione, capace di far fronte, avanzare,
pace di vittoria, di pacificazione. Canto la morte che muore per la vita di necessità, che rifugge il martirio, l'auto da fè, non succube di ciò che si dice di qua sull'aldilà, potrà guardarlo in faccia per quello che è quando arriverà. L'amore non cantarlo, che si canta da sé, più lo si invoca, meno ce n'è. Canto la vita, che quando è il suo tempo sa morire e muore. Canto la vita che piange, sa attraversare il dolore. Canto la vita che ride, felice d'un giorno di nebbia, di sole se cade la neve. Canto la sorpresa nei gesti dell'amore, canto chi mi ha preceduto, chi nascerà, chi è qui con me. Sono in questo spazio essenziale, un valore aggiunto. L'amore non cantarlo, che si canta da sé, più lo si invoca, meno ce n'è. L'amore non cantarlo, che si canta da sé, più lo si invoca, meno ce n'è. Canto la guerra e so non sono in buona compagnia. Canto la pace, che non è un mestiere né un'ideologia. Canto la libertà, difficile mai data, che va sempre difesa, sempre riconquistata. L'amore non lo canto, è un canto di per sé, più lo si invoca, meno ce n'è. L'amore non lo canto, è un canto di per sé, più lo si invoca, meno ce n'è. L'amore non lo canto, è un canto di per sé, più lo si invoca, meno ce n'è. L'amore non lo canto, è un canto di per sé, più lo si invoca.
è un canto di per sé. Grazie. Anno 1990, un gruppo di sgarrupati, un po' panchettoni, un po' che avevano fatto un pezzetto di strada, singolarmente si è ritrovato in una cascina vicino a Reggio Emilia a fare un disco che si chiamava Epica, Etica, Etnica, Pathos. Il gruppo erano i CCCP, fedeli alla linea. Noi abbiamo scritto questa canzone nel 1990 e l'abbiamo buttata dentro questo disco così, come riempitivo. Alla fine ha fatto un giro di tanti anni e ora ve la facciamo qua. In generale ai nostri concerti noi la suoniamo piano piano perché chi conosce il ritornello lo può cantare con noi. Casomai voi lo conosceste e vi andasse, noi siamo qua. Amarti ma fatica, mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica, mi dà malinconia, che vuoi farci alla vita? È la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente. Amarti mi consola, le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, sì, mi dà allegria, che vuoi farci alla vita? È la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente. Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente. Amami ancora, falla dolcemente, un anno, un mese, un'ora, ma perdutamente. Amami ancora, fallo dolcemente, solo per un'ora. Il finale lo fate con noi. Vai. Vabbè che è mezzanotte e mezzo, però. C'è un attimino un po' di verde. Erano belli, erano romantici. No, va cantata più di core. più decore? Più di core. Allora dai, dall'ultimo ritornello il maestro la vuole più decore.
ritornello. Amami ancora, fallo dolcemente, solo per un'ora. Ginevra Di Marco. Ah, aspetta, scusa, ripeti perché non... Che ha detto? Niente. La cosa buona dell'età che avanza è che non si capisce più nulla di quello che ti viene detto, per cui... Cambia ciò che è in superficie, cambia ciò che è più profondo, cambia il modo di pensare, tutto cambia in questo mondo, cambia il clima con il tempo e il pastore con il gregge, tutto cambia mano a mano e che anch'io cambi non è strano. Todo cambia, todo cambia, cambia il più raro brillante, ogni giorno più splendente, cambia rotta il pellegrino, cambia il cuore di ogni amante, cambia il passo del viandante, anche se si fermerà, tutto cambia mano a mano e che anch'io cambi non è strano e allora cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia il sole e la sua corsa quando la notte lo investe e la pianta cambia veste, si fa verde in primavera, cambia il manto di ogni fiera e i capelli dell'anziano, tutto cambia mano a mano e che anch'io cambi non è strano. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, ma non cambia mai il mio amore che mi sente da lontano, né il ricordo né il dolore della terra
la gente, ciò che è già cambiato ieri cambierà domani ancora, e se tutto il mondo cambia, che anch'io cambi non è strano. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Ancora le vostre mani, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Anche le vostre voci, Bon. Andrea, Salvatori, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli. Bon, vogliamo fare questa canzone in piedi con la luce? Ci date un po' di luce lì davanti? Fateceli vedere un attimo, dai. Allora, vi racconto un attimo prima di fare questa canzone qua, Ho un po' di luce in sala. Allora, questa canzone qua noi per un periodo non la volevamo fare più, l'abbiamo fatta per un lungo periodo, partendo dal 2006, fino a che non l'abbiamo fatto con una persona straordinaria con la quale abbiamo avuto l'onore di fare un bel po' di spettacoli insieme per almeno 3-4 anni, che si chiamava Margherita Hack. Beh, la professoressa si merita un applauso anche un po' più consistente, dai, su, dai, su. Bon. Allora, dato che lei si alzava, chi è che forse qualcuno di voi ce l'ha il video dello spettacolo, e lei si alzava, o almeno chi l'ha visto, insomma. Lei si alzava e su questa canzone qui cantava il ritornello a squarciagola, sentendo le parole in maniera molto forte e sentita. Dato che lei si alzava a 91 anni con un bastone e cantava, mi sembra assurdo che voi, se state lì soci a sedere, anche se è 00:30, almeno per Margherita, facciamola in piedi sta canzone qua. Questa canzone, allora, come sempre ai nostri concerti, io dico ai nostri concerti che qui siamo ospiti e non è prettamente un nostro concerto, però ai nostri concerti sta canzone qua la cantano le persone con noi e fa così: tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Su, fateci sentire com'è. Mamma mia. Prima ero a cena con Ezio e con Stefano e gli altri, ho detto: ragazzi, voi non ci crederete, ma nelle Marche abbiamo un pubblico fantastico. Cantano.
non fateci fare brutta figura con Stefano e con cosa. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia il bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia il bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia il bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia il bastone e tira fuori i denti. Lo servo tempo fa in una piazza, pregava Cristo in croce e ci diceva: Cristo, l'uomo padrone, mi strapazza, mi tratta come un cane per la via, si picchia tutto con la sua manazza, manco la vita mia dice che è mia, distruggila Gesù, sta mala razza, distruggila Gesù, fallo per mia, oh sì, 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 fallo per mia. Oh. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia il bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia il bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia il bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia il bastone e tira fuori i denti. Ah. E Cristo gli ha risposto dalla croce, forse si sono spizzati le tue braccia, che vuole la giustizia si la faccia, nessuno ormai chi la farà per te. Se tu sei un uomo e non sei testa pazza, ascolta bene sta sentenzia mia, che io chiudato un croce non saria, se avessi fatto ciò che dico a Dio, che io chiudato un croce non saria. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia il bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia il bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia il bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia il bastone e tira fuori i denti. Se in sto mondo c'è la mala razza, che vuole la giustizia si la faccia. Se in sto mondo c'è la mala razza, che vuole la giustizia si la faccia. Poi ti lamenti.
lamenti, ma che ti lamenti? Picchialo un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchialo un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchialo un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchialo un bastone e tira fuori i denti. Molte grazie a tutti. Andrea, Ginevra.